Esatto, proprio quello. Cosa c'entra il sesso in questa cosa? Il sesso è una grande forza, il sesso è una forza di ricatto e dominio, dall'epoca del mi si perdoni, del Pompino a Carter, l'uso del sesso come strumento di ricatto politico si è anche incrementato, ma c'è una grande componente storia universale a riguardo. Il sesso è anche un'energia forte, è un'energia corruttiva, è un'energia che viene utilizzata per arruolare, gestire, controllare, deviare. C'è anche una componente spirituale di cui non mi occupo perché preferisco affidare questi compiti a chi è all'altezza o alle caratteristiche intellettuali adeguate. Insomma, il sesso è fin dall'antichità un grande strumento di potere. La differenza però è che loro oggi hanno assommato il sesso alla tecnologia, la chimica, le droghe, le tecniche di condizionamento mentale, l'hanno reso veramente uno strumento di dominio programmatico. Quindi è un salto di qualità. Chi direbbe un salto di qualità di Satana, chi ragiona in termini simbolico, spirituali, io ragiono in termini che siamo arrivati al massimo abominio e devastazione della storia dell'umanità, perché ridurre il sesso, che è un'energia positiva e d'amore, ma anche di gioco e anche di invenzione, è uno strumento di puro potere, accoppiandolo a droghe, sostanze e pratiche e tecniche di dominio, è veramente l'immondezza della storia dell'umanità.